Amici bellini, allora... Aspetta, qua, no. Che siamo nell'azzurro fluido, è arrivato l'Here We Go di Buddy & Shield e quindi ne dobbiamo parlare nello specifico. Vi avevo promesso l'analisi tattica a 926 like, siete arrivati a 1500, quindi cominciamo. Purtroppo però non ho trovato ancora l'amichevole perché qualcuno l'ha riposta e la riesco a dissect, va buono, è difficile. Sono giornate molto piene di cose per me, quindi io vi ringrazio della pazienza nell'aspettare i video che magari escono tardi la sera. Potete lasciare un like perché si muove il mercato, arriviamo a un'altra ci manteniamo sempre umili a 926 like e ci spostiamo ovviamente per vedere la situazione delle liste, perché se entra Buddy & Shield deve uscire qualcuno e possiamo subito vedere chi. Come vedete io qui nella situazione del vivaio ho messo Lupetto, ma perché nella disperazione di una squadra che non c'è posto per giocatori over che non siano del nostro vivaio è quella soluzione che ogni anno ci diciamo, dice chi è del vivaio del Napoli che può giocare? Lupetto, 29 anni, giocatore che ha fatto il meglio in squadre medio piccole, te lo tieni là, però a quanto pare non si farà, quindi lo lasciamo lì. E questa è la situazione. Buddy & Shield o qualcuno ha detto Buddy & Shield, no, non esageriamo. Se lo prendiamo e lo spostiamo qua, ecco qua, come vedete già è come se Højlund fosse spostato poi in basso, ma non è lui che deve uscire uno tra questi quattro e ad oggi sembra un peccato fare uscire un Lang che si sta comportando abbastanza bene a tutta fascia. Anche nella partita di ieri si è mosso bene, fa lui il pre-passaggio per Vergara che poi la mette in mezzo per il gol di Lucca. Giovane, pochi minuti in campo, comunque riesce da terra, si rialza, subisce fallo, non cade, aspetta il momento giusto per metterla in mezzo. L'ultimo gol, quello di Kevin, il 6-2, e insomma il suo inserimento tra l'altro è bellissimo. Giovane che si sta comportando molto bene. Neres, su Neres dobbiamo ragionare perché è l'unico che poi non abbiamo visto effettivamente in campo e abbiamo visto insomma ritornare a correre, sta lì con gli occhi semichiusi. Dobbiamo veramente capire, perché buone notizie ci ha dato Anguissa nella partita di ieri, è sembrato l'Anguissa dell'epoca, quello che finisce in crescendo, che si gestisce magari all'inizio e poi diventa dominante. Il gol di Lucca, il secondo gol di Lucca, arriva da un recupero alto di Anguissa che anticipa il centrocampista, lo anticipa di netto, serve De Bruyne tira al volo e colpisce il palo e sulla respinta arriva il tiro di Lucca. Tra l'altro io su Lucca, perdonate voi della community che insomma seguite tutte le cose, tutti i minuti, però ho sentito il dovere di fare un ulteriore reel da postare sui mini social perché c'è gente che non lo sa il fatto della L e quindi in moltissimi lo hanno insultato perché ha zittito i fischi, ha zittito il pubblico. Non è vero e dobbiamo essere molto precisi su questo, quindi per i nuovi che magari sono capitati qui su questo canale, benvenuti, io sono Valerio Fluido e ci tengo ai dettagli perché i dettagli fanno la differenza. È una dedica al figlio, quindi certo avrebbe potuto farlo pure la fai così, e così non sembra che stai zittendo. Il personaggio è particolare e sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Cercare di non so, dovrò cercare di dare tutte le mie. E cosa si fa su Lucca? Questa è una domanda che adesso ci dobbiamo chiedere, perché molti si stanno anche allargando con la questione di Gabriel Jesus, che pare che ci siano accordi così. Quindi ad oggi per far entrare Buddy & Shield, di cui abbiamo parlato in diversi video su questo canale dove abbiamo affrontato quelle che sono le perplessità, e cioè un giocatore che ha giocato pochino per vari infortuni, aveva cominciato molto bene nel Chelsea, fortissimo quando era nel Monaco, nel Chelsea ha cominciato bene, poi si è un po' perso, e ho letto mi è piaciuto leggere un pochino i pareri anche dei tifosi del Chelsea, perché se andate sotto il post di Fabrizio Romano ci sono tifosi del Chelsea che stanno esultando per questa cessione. Però sappiamo anche che i tifosi non sono tutti competenti.
Lo sappiamo, tra di noi lo sappiamo, no? Quindi ci può essere pure. Quante volte noi abbiamo accompagnato in macchina i nostri calciatori quando è arrivata un'offerta? Sì, lo accompagno io, lo porto in braccio, lo butto a mare, e poi questi giocatori sono rivelati dei grandissimi campioni che hanno vinto Champions. Pensate quanti hanno voluto accompagnare Jorginho, quanti hanno voluto accompagnare Fabian, lo stesso Kvara che ad oggi merita il pallone d'oro e non c'è dubbio, firma un altro trofeo con un suo gol, è qualcosa di straordinario. Quindi non è detto che se i tifosi del Chelsea sono contenti stiamo facendo un acquisto sbagliato. Sottolineiamo che non è un acquisto, e cioè è un prestito oneroso di 3 milioni, cioè pare ci sia 1 milione di bonus e poi un diritto di riscatto a 27, che a me sembra molto alto visti i prezzi che corrono. Se tu avevi intenzione di spendere una trentina di milioni per un calciatore, dovevi prenderti Ghila, perché Ghila ti dà la certezza che già nel campionato italiano sa come muoversi, giocatore per me fortissimo. Bajashil, se torna ai fasti dell'epoca, bene. Se invece resta un pochino incriccato in quel periodo di poca forma fisica e anche di poca fiducia nei propri mezzi, ci sono anche delle compilation di vari errori, di movimenti macchinosi. Però a quanto stiamo capendo, insomma, è un modo di tamponare, perché siamo corti lì in difesa. Qualcuno potrebbe dire: ma allora ti tieni Garofalo, eccetera, eccetera. Ma lo sappiamo che alla fine gli allenatori non amano scommettere sui giovani, specialmente quando in difesa serve l'esperienza, serve quella età, quei chilometri, devi aver macinato quei chilometri. In attacco li metti i giocatori, quelli là estrosi, che magari con un po' di incoscienza sono fortissimi e quindi non si fanno problemi. In difesa serve esperienza. Quindi per far entrare lui deve uscirne uno, e gli indiziati sono Mazzocchi, perché se hai preso Favasuli, ricordiamo, visite mediche il 18 agosto, perché così tardi non lo so, non ve lo posso dire. Quindi se fai uscire Mazzocchi hai il vice di Lorenzo in Favasuli, che può adattarsi anche a sinistra eventualmente, e allora finisce Mazzocchi fuori lista. La mia idea era: Mazzocchi, se poi resti e riusciamo a vendere qualcun altro, potresti uscire fuori lista quando deve rientrare Buongiorno a gennaio. Invece se esce Mazzocchi subito, Buongiorno dovrà trovare spazio da qualcun altro. A gennaio magari potrai cercare di vendere o di prestare altri giocatori che sono rimasti un po' fuori dal progetto. Altrimenti altre opportunità. Lang si sta comportando bene, secondo me qualcuno può interessarsi. Se esce Lucca è chiaro che dovrebbe entrare Gabriel Jesus, a meno che non decidi di far giocare Giovane come vice Højlund. Ti tieni Giovane come vice Højlund e come Jolly che può fare un po' di tutto. Quindi questa è la situazione. Chissà se Neres poi alla fine sarà. O un'altra possibilità potrebbe essere quella dei portieri, e o Meret o Milinkovic-Savic sono delle pisciatelle. via, e magari ti ritiri dentro un giovane dei tuoi portieri, per esempio Pugliese, e quindi rimani con un portiere, il primo portiere, più Contini più Pugliese. Potrebbe essere un'idea, ma non credo. Per il resto abbiamo visto anche nell'amichevole, non ho le immagini, ma vi assicuro di credermi che nel secondo tempo, al di là del modulo, ne abbiamo parlato ieri, insomma, in post live, si è visto un Napoli aggressivo, propositivo, che ha giocato bene, e non uso mezzi termini perché mi sono proprio divertito, e un po' tutti sono sembrati dentro questa squadra, a partire da Gilmour, che ha giocato un buon primo tempo. Quando è entrato Lobotka ha giocato bene, mi è piaciuto Alisson Santos nel primo tempo, così come mi è piaciuto l'impatto di De Bruyne sul centrocampo, giocando sotto punta, cercandosi lui la posizione. Doppietta per Lucca, doppietta per Kevin. Ha segnato McTominay anche se non sta in grande forma. Insomma, è difficile far uscire qualcuno da questo centrocampo. Occhio a Vergara, perché ci hanno detto riacutizzarsi di una contusione, insomma probabilmente ha sentito del dolore. Capiremo a brevissimo, insomma, se deve star fuori per un po' di tempo, se è un'infiammazione oppure se è una forte botta che ha fatto male, doveva uscire. Sul fronte cessioni mi arrivano notiziole, insomma voci di Ngonghe anche con il Monza interessato, oltre al Parma. E per quanto riguarda Cagiasti, non Cajuste, perché Cagiasti è un po' più forte, il Torino potrebbe fare la solita
solita operazione di chiedere un prestito e poi un diritto impossibile che non pagherà mai, e in qualche modo ti liberi almeno dell'ingaggio. Bisogna fare di necessità virtù, manca pochissimo alla chiusura e questo a Manna si può chiedere, insomma, di sveltire un pochino, di essere più bravo nelle cessioni. È una cosa che su Giuntoli insomma si è un po' sottovalutato. Anche Giuntoli ha sbagliato degli acquisti sicuramente, ma a piazzare poi gli esuberi era un drago. Però al di là della rosa chiudiamo il pre-season con una partita convincente. È chiaro che l'avversario è quello che è, però era bene aggiungere un po' di entusiasmo a questo inizio di campionato, perché abbiamo subito delle partite tostissime e quindi dove possiamo mettere good vibes è meglio metterle. Vi rimando ai video, ne posto uno qui, ma ne ho fatti parecchi parlando di Badiashile nello specifico, e vi ringrazio per l'ascolto. Lasciate un like finale se avete ritenuto questo video interessante, e se riesco a recuperare le immagini della partita facciamo una cosa, perché sono proprio belli i movimenti senza palla, alcune cose che abbiamo fatto in pressione alta che non abbiamo fatto nel primo tempo, quindi ancora una volta i due volti allegriani. Seguite bene, iscrivetevi al canale.